Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon martedì 28 maggio, secondo giorno dopo domenica, dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, poi anche il numero WhatsApp per mandarci i vostri messaggi che è il 346 64 277 56. Guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Lo spread BTP Bund sfiora i 290 punti nei primi scambi. Lo spread ha sfiorato quota 290 durante i primi scambi. Il differenziale di rendimento fra BTP decennale e Bund tedesco ha poi rallentato, raggiungendo alle 9:35 287 punti base in un mercato che guarda la possibilità di uno scontro fra l'Italia e l'Unione Europea sui conti pubblici. Piazza della Loggia, il Presidente della Repubblica Mattarella dice: la democrazia più forte della violenza. Vediamo altre notizie. Il ministro Salvini dice: sicurezza e tasse, il resto viene dopo il trionfo della Lega. Allora, in collegamento telefonico con noi abbiamo un amico di RPL, il deputato della Lega Eric Pretto, ma vedo e sento Giulio al di là del vetro, è caduta la linea, cerchiamo di recuperare la linea. Intanto guardiamo altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. A Tokyo accoltella bimbe alla fermata del bus, 2 morti. Un folle gesto di un uomo questa mattina nel quartiere Kawasaki. Le vittime, una bambina di 12 anni ed un quarantenne. L'assalitore si è tolto la vita. Ci sono 16 feriti, tra cui 13 alunne di scuola elementare. Allora Eric, buongiorno, ciao Eric. Buongiorno a tutti. Grazie mille di aver accettato il nostro invito. Allora Eric, so che sei in treno ma la linea prenderà. Raccontaci un po' meglio che ne pensi di questo risultato trionfale della Lega a queste elezioni europee. È stato un risultato veramente emozionante che è andato al di là delle nostre aspettative. Abbiamo cercato di lavorare il più possibile sul territorio per riuscire a seguire tutto l'impegno che Matteo Salvini ha portato in tutta Italia, da nord a sud, da est a ovest. Sì. È stata veramente una battaglia ben condotta. Abbiamo raggiunto un risultato che però ci dà una grandissima responsabilità, perché adesso, soprattutto in territori come il Veneto e la Lombardia, ci chiedono delle risposte concrete in merito all'alta velocità piuttosto che all'autonomia di queste regioni che l'hanno chiesta con referendum popolare. Per cui dovremmo utilizzare questa grande forza contrattuale. Ecco, è caduta la linea, chiedo a Giulio dalla regia di ripristinare. Per noi sono fondamentali. Sì, ti sentiamo a tratti, ma ti sentiamo Eric. Senti Eric, sì. Ma questa settimana, no, voi alla Camera cosa farete? Ecco, qual è il programma? I programmi sono molteplici. Adesso ovviamente siamo anche curiosi di capire se, vista questo andamento elettorale che c'è stato domenica, ci saranno dei cambiamenti dei calendari, per cui francamente io preferisco andare oggi a Roma per capire quale sarà la situazione. Sappiamo che ieri sera c'è stato un incontro dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle per capire quale sarà il loro indirizzo successivo, per cui francamente la situazione oggi è molto in divenire e preferisco capirla nel momento in cui sarò lì nelle stanze romane. Ecco, benissimo. Senti Eric, per quanto riguarda invece tutta l'Europa, no? Le elezioni negli altri paesi d'Europa, che ne pensi? Io credo che sia stato comunque un successo per l'Italia, perché noi abbiamo fatto una politica in questi mesi che ci ha condotto ad avere sostanzialmente una concezione molto chiara. Noi abbiamo avuto un'Europa che ci è stata contraria nel momento in cui abbiamo avuto bisogno di iniziare un dialogo che ci consentisse di riformare questo Paese. Certamente la nuova Commissione europea sarà diversa rispetto a quella che abbiamo avuto finora,
e credo che veramente possa essere sicuramente migliore, per quanto poco, perché credo che la imposizione che ha avuto la Lega e altri partiti simili che saranno con noi alleati certamente ci darà una mano per ricostruire un'Europa diversa e anche un'Italia diversa. Ecco, senti Eric, ma se appunto il governo dovesse continuare, no? Il primo provvedimento che secondo te si farebbe sarebbe quello che riguarda l'autonomia? Io credo che ci siano alcune tematiche che sono imprescindibili, come ad esempio l'autonomia. Non a caso l'abbiamo inserita nel programma di governo perché per noi era fondamentale e lo è tuttora. E soprattutto in questi giorni in Veneto, terra dalla quale io provengo, c'è stato veramente una richiesta fortissima proveniente dal territorio ma anche dalle categorie economiche. Ricordo ad esempio il presidente di Confindustria Vicenza che ha chiesto fortemente che, visto questo voto dato dagli elettori, adesso si chiede l'autonomia e per quanto ci riguarda anche l'alta velocità. Io credo che veramente adesso non ci sia più tempo da perdere, per cui daremo tutto il nostro sostegno a Matteo Salvini e al nostro governo per cercare di concretizzare queste tematiche che per noi sono veramente urgenti e importanti. Benissimo, allora Eric ti ringraziamo per essere stato qui con noi, ci sentiamo prossimamente, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie mille a Eric Pretto. Adesso sentiamo il piemontese Paolo Tiramani, deputato della Lega, amico di RPL. Paolo, ci avevi promesso che ci saremmo sentiti per raccontare belle notizie, no? Dal Piemonte, giusto? Bellissime Antonio, allora raccontaci come hai vissuto i giorni precedenti questa data del 26 maggio e quelli di dopo, ecco. Per me era una lotta anche morale. 5 anni fa la Lega venne sfrattata dal Consiglio regionale, io e Riccardo Molinari ne facevamo parte e siamo stati costretti a lasciare. 5 anni dopo mandiamo noi a casa nonno Chiamparino, che ha già annunciato il suo pensionamento dalla politica, ma soprattutto una campagna elettorale tra la gente. La Lega in provincia di Vercelli è la Lega più forte di tutto il Piemonte, abbiamo fatto il 48% alle regionali, il 44% alle europee, i nostri candidati hanno tirato tantissimo le elezioni regionali. E sono contento, ecco. Senti Paolo, ma sul Piemonte cosa ci racconti? Cosa ha bisogno il Piemonte a livello di infrastrutture, oltre la famosa TAV, o anche di altro? Di che cosa ha bisogno? Ecco, cosa hanno bisogno più che il Piemonte? Le province del Piemonte oggi marginalizzate, perché Torino si è dedicato bene a Chiamparino, a Torino e provincia. Le province non sono serie B. E per la provincia di Vercelli, per esempio, ha perso importanti servizi, penso ai treni, a Novara Varallo che è stata soppressa, la Casale Vercelli che è stata soppressa, la Arona Biella che è stata soppressa. Tutto questo dal governo Chiamparino. E poi la sanità. Noi abitiamo a Borgosesia, che comunque è la seconda città della provincia, e ci troviamo col secondo plesso ospedaliero a 80 km. Abbiamo bisogno dei servizi che Chiamparino ha tolto, quindi andremo in regione per rivendicare benefici per il nostro territorio. Ecco, per quanto riguarda invece le elezioni europee, no? Questo risultato importantissimo, storico, che c'è stato della Lega e anche degli altri partiti, poi che ne pensi? Ma, io ci speravo, nonostante i sondaggi dicessero che in qualche modo eravamo in calo nelle ultime settimane, non sentivo questo tra la gente. Questo mi fa piacere, che il polso della situazione l'abbiamo noi e non i sondaggisti, ma alla fine il popolo vuole un cambiamento, ha voluto un cambiamento. Il cambiamento è di dire stop ai burocrati che questi anni ci hanno imposto le peggiori nefandezze. Ecco, senti Paolo, per quanto riguarda invece i prossimi provvedimenti, no? Come si procederà? Cioè adesso che soluzione si prenderà? Ma secondo me si sono invertiti i rapporti di forza. Noi, come dice giustamente Matteo Salvini, non chiediamo null'altro che il rispetto del contratto di governo. Certo che se i no continueranno a essere no in relazione a progetti già concordati un anno fa, allora qualcosa deve cambiare giocoforza.
Ecco Paolo, domande veloci sulla televisione, no? Sulla veloci Rai. Veloci perché è l'aereo, no? Allora ci sarà la presentazione dei prossimi palinsesti, ho letto qui a Milano, se non sbaglio. Ma anche qua, guarda, io sulla Rai sai che mi scaldo facilmente. Hai sentito quest'ultima notizia che faccio è verso Rai 2? Meno male, io l'avrei anche mandato su Rai 3, no va bene Rai 2, battute a parte, è da un anno che Rai non cambia nulla, per non dire parolacce, adesso basta, cioè, hanno nominato tutta una serie di figure a livello corporate e non c'è nessuno in quota Lega, i palinsesti non cambiano, è ora di finirla, io anche su questo voglio un cambiamento. Va bene Paolo, allora dai, ti lasciamo stare, ci risentiamo prossimamente. Ciao, grazie mille. Ciao a Paolo Tiramani, deputato della Lega. Adesso in collegamento telefonico con noi oggi una carrellata di ospiti per commentare questi risultati delle elezioni europee e delle elezioni amministrative. Abbiamo Giuseppe Cesare Donina, deputato della Lega, amico di RPL. Ciao Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, Giuseppe, raccontaci un po' come ritieni questo risultato storico, o meglio, che ne pensi, ecco? Vabbè, ovviamente è un risultato ovviamente storico. Il merito è tutto del nostro mega segretario federale Matteo Salvini, che con il solito grande cuore ha girato tutte le piazze e tutti i luoghi di questo paese per arrivare a questo risultato. Ovviamente va fatto un plauso al governo, secondo me, l'azione di governo in quest'ultimo anno è stata molto determinante, nel senso che quello che avevamo promesso abbiamo mantenuto, almeno in parte, le proposte che ha fatto la Lega sono qualificanti, vanno nella direzione che i cittadini vogliono. Anche ieri alcune televisioni locali mi hanno chiesto come mai di questo risultato. Alla fine io mi sono permesso di dire che noi abbiamo apportato a questo paese una rivoluzione, che è quello che abbiamo promesso abbiamo mantenuto, che è una cosa talmente normale che è strabiliante probabilmente, quindi i cittadini ci danno fiducia per quello, secondo me questa è la ricetta giusta, quello che ci chiedono facciamo, oltre al fatto di essere sempre presenti nelle piazze, nei comizi, a contatto con i cittadini, quindi abbiamo il polso della situazione giornaliero. Senti Giuseppe, ma qual è la regione che ti ha più sorpreso, no? La regione che ha votato la Lega maggiormente ti ha sorpreso, ecco? Ma in generale un po' tutte, vabbè, che è un grande risultato arrivato dal sud, grandissimi risultati sono arrivati sia dal nord-est che dal nord-ovest per queste europee, effettivamente grandi risultati, perché da 30 anni che qua si combatte, si fa campagna elettorale, però stavolta c'era veramente un'energia nuova. Io davvero negli anni scorsi vedevi un po' di stanchezza anche nelle campagne elettorali, anche da parte dei cittadini. C'è capitato, è la prima volta, ne parlavo con il nostro consigliere regionale che eravamo a fare un mercato settimana scorsa, e mi diceva: la prima volta che vedo le persone che mi vengono a cercare il santino al posto che essere noi a darlo, quindi è una cosa davvero strabiliante, e tutto questo ovviamente è merito di Matteo Salvini. Certo, e poi per quanto riguarda invece le elezioni amministrative abbiamo visto la vincita del centrodestra in Piemonte. Questa mattina il ministro Salvini ha parlato di Roma, dicendo: i romani ci hanno dato tanto consenso, siamo il secondo partito dopo il PD. È chiaro che è un segnale nei confronti della Raggi, dice il ministro, siamo pronti a governare Roma. Poi tu che ne pensi anche di altre città invece come Bari, Firenze, dove il PD tiene come partito? Prego. Ma guarda, alla fine penso che il discorso delle amministrative, è vero che nelle città un po' incide anche il partito, per l'amor di Dio, però è sempre molto soggettivo rispetto ai singoli, alle persone che si candidano, alla figura del sindaco, che indipendentemente dall'appartenenza politica può avere un appeal diverso sul territorio. Ecco, quello è un dato che tendenzialmente rispetta un po' la politica, ma non sempre, ovviamente. È chiaro
chiaro che dove amministriamo noi veniamo riconfermati, perché la buona politica della Lega anche a livello amministrativo si vede, ma si vede nelle cose semplici, nel fare quello che i cittadini ti chiedono. Abbiamo un metodo di amministrare molto semplice, che però è molto concreto, quindi magari meno cose ma fatte bene. Benissimo. Giuseppe, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Torino. Io volevo dire che la cosa più importante da comprendere è che tutti questi governi che sono succeduti, c'è quell'articolo di Marco Travaglio che parla no, niente, che l'unica soluzione ai problemi di questo paese è trovare del personale da mettere lì nel Parlamento, cioè intorno, che avvii una politica industrialista, quello che chiamo io industrialista, mi interessa di macronutenza, perché è l'unica soluzione per evitare di essere sempre assediati dallo spread, e poi anche per poter avere una base sicura, ecco. Quindi tornare all'industrialismo, secondo me, questo è importante da capire. Benissimo. Giuseppe, non so se vuoi commentare velocemente le parole del nostro ascoltatore. Ascolta, no, mi sono perso l'ultimo pezzo, ritornare una politica industrialistica, ecco. Beh sì, allora noi siamo tendenzialmente il governo del fare, quindi siamo un paese manifatturiero, siamo un paese industrializzato, con altissima qualità, e abbiamo fior di ingegneri che fanno grandi le più grandi aziende del mondo, quindi sono convinto anch'io che dobbiamo ritornare su quello, sulla produzione, su quello che sappiamo fare meglio, e ovviamente abbiamo anche un patrimonio ambientale e turistico che non è secondo a nessuno al mondo, quindi anche per quello comunque servono infrastrutture, Matteo Salvini lo dice sempre, lo ricorda sempre, anche il turista oltre che l'industria ha necessità di infrastrutture, di strade, di ferrovie per arrivare un po' dappertutto nel nostro paese, che è stupendo. Ecco, benissimo. Giuseppe, ti chiedo un po' di pazienza, abbiamo altre 2 telefonate, sentiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Angela di Novara. È contentissima, immagino, sì, felicissima. Perché... Sì, sono la solita rompiscatole. No, a noi fa piacere, signora, che lei si sia tranquillizzata dopo. Sì, moltissimo, guardi, sono felice. Ecco. Volevo fare un appunto. Sì. Spero che adesso la Chiesa non si metta ancora contro Salvini, perché sarebbe proprio di una vergogna incontenibile, guardi, mi darebbe una grande indignazione. Punto primo. Sì. Punto secondo, sono un po' amareggiata perché io avrei voluto che Gori non lo ricandidassero, perché quel gesto che ha fatto di usare la bandiera per spolverare è un gesto di vilipendio vergognoso. Sì, lei di dov'è? Da dove chiama, signora? Io da Novara. Novara. Sì. E che ne pensa appunto del Piemonte invece? No, io ho una sorella Vercelli e mi dice che è governata bene. Benissimo. Mi dice che è governata bene. Bene. Ecco, Salvini è andato pochi giorni fa a Vercelli. Sì. C'ero anch'io, ho visto, ho sentito tutto, c'ero anch'io. E allora? È andato a Vercelli e a Gagliate, che Gagliate è qua vicino a Novara. Certo. Allora, signora, non sia più preoccupata, mi raccomando. No, spero però che il PD non si attacchi alla felpa, alla Nutella, a tutte queste cose che sono veramente patetiche. Ha ragione. Patetiche. Va bene. Grazie mille. Giuseppe, sentiamo un'altra telefonata e poi commentiamo. Pronto, buongiorno. Ok. Sono Paolo da Brescia. Ciao Paolo, prego. Vorrei dire 4 cose, io chiamo rarissima se me lo permetti. Allora, la prima cosa è che stamattina, sentendo la rassegna stampa, il Fatto Quotidiano, il grande sponsor dei 5 Stelle Travaglio, al posto di consigliare a Di Maio di seguire Salvini, gli dice di mollare Salvini o di andare contro Salvini e recupera i voti, perciò si immagini che testa che ha quello lì, e i sponsor dei 5 Stelle sono di quella parte lì. La seconda è che allora lo dico al parlamentare che c'è lì, che almeno può riferire. Lei si immagini che la Lega ha preso il 34% contro le televisioni, con tutti contro i magistrati e contro tutto. L'altra volta, quando eravamo con Berlusconi, è la stessa cosa. Bisogna che anche noi cominciamo a farci sentire sia in Rai
anche fare una riforma della giustizia un po' intelligente, perché avrebbe preso il 50-60% Salvini, non dico ad avere i mezzi di informazione dalla sua parte, ma solo i mezzi di informazione che dicono la verità. Bisogna tirare fuori le palle e farci sentire anche lì. Benissimo, grazie mille Paolo. Allora Giuseppe, commentiamo velocemente sia la signora di prima, perché era preoccupata prima delle elezioni europee perché la Lega era in calo nei sondaggi. Adesso si è tranquillizzata, che ne pensi della nostra ascoltatrice? Poi fa piacere, riempie il cuore sentire queste signore, alcune anche anziane, che hanno già secondo me da tanti giovani che sono lì e si fanno e con la politica si lasciano un po' influenzare, quindi non si fanno prendere dalla politica, quindi secondo me riempie il cuore davvero e facciamo i complimenti ancora alla signora. Ecco. Poi per quanto riguarda invece il nostro ultimo ascoltatore, sì, anche io condivido che se Travaglio suggerisce Di Maio di andare contro la Lega, sono 5 mesi che stanno andando contro pensando di recuperare voti, alla fine ne hanno solo persi. Io fossi loro cambierei strategia, ma per loro poi noi lasciamo perdere le polemiche, andiamo avanti a lavorare anche sul discorso magistratura, televisioni, chiaramente ce le abbiamo contro probabilmente, segno che stiamo facendo qualcosa di giusto. Noi ci interessa avere i cittadini dalla nostra parte, quindi andiamo avanti tranquilli come un treno e senza fermarci. Sì, Giuseppe, hai altri 5 minuti per restare qui con noi? Sì, tranquilli. Allora, sentiamo che altro c'è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto signora, buongiorno. Buongiorno Antonio, sono la Carla da Busto. Ciao Carla. Ciao. Senti, volevo chiedere, ma io stamattina ho sentito che Calenda è stato il più votato nel nord-est, è vero? E poi volevo dire a Giorgetti, si conosco molto bene, di tenere duro e di non andare in Europa, perché abbiamo bisogno di lui qua. Giancarlo, rimani qua. Buongiorno a te. Sentiamo un'altra telefonata. Giuseppe, pronto? Buongiorno, Augusto D'Alecco. Ciao Augusto, prego. Sì, allora volevo chiedere se ci possiamo mettere tutti d'accordo, usare i nostri economisti, che ne abbiamo, field economisti, per uscire dal ricatto dello spread. Se non sbaglio è la banca centrale che compra i titoli, e quindi se si può agire per vie traverse, fare qualcosa, perché che la Spagna abbia uno spread inferiore al nostro non esiste. Noi siamo una potenza industriale che non ha confronto. Un'altra cosa, stiamo facendo qualcosa sulla RAI con Marcello Foà, che è un galantuomo, ma l'idea di rivedere ancora Gad Lerner che vomita stronzate sulla Lega ancora sulla RAI sinceramente mi delude. Grazie a te. Un'altra telefonata Giuseppe, poi in pausa e ci risentiamo dopo. Pronto, buongiorno. Sì, ciao, Paolo Varese. Ciao Paolo. No, ho acceso adesso, un po' magari a gamba tesa, magari fuori tema. No, volevo parlare, l'ascoltatore prima ancora diceva che magari i grilletti devono cambiare strategia, ma non è questione di strategia. Loro non hanno una storia, non hanno tanto un'anima, vivono su quello che è una sorta di protesta ad ordine sparso e di conseguenza si è visto, finito questo fuoco di paglia, uno è andato da una parte, uno è andato dall'altra, ma non è che abbiano una grande identità dove magari devono cambiare qualcosa. Non avendo un'identità, copiano un po' di qui, lanciano una propostina su Facebook, cercano di capire un po' che l'aria che tira e poi vanno a seconda di dove ma non può essere considerato un partito uno che si muove in quella maniera lì, cioè deve avere un'etica, una filosofia, una mission, un qualche cosa. Sì, una struttura più. Struttura, se no non sono niente, una protestina va bene, campata lì così, si vede quante dimostrazioni, quante volte hanno cambiato idea su tanti punti, ecco, tutto qua. Benissimo Paolo, grazie mille. Allora andiamo in pausa e poi Giuseppe commentiamo. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo.
Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi abbiamo Giuseppe Cesare Donina. Allora Giuseppe, ricordiamoci appunto quello che hanno detto i nostri tre ascoltatori di prima. C'era la signora che diceva Calenda nel PD risulta essere il più votato nel nord-est, la signora vuole che Giorgetti rimanga in Italia e non vada in Europa, avrà sentito questa notizia. Poi c'era l'altro ascoltatore che parlava di Rai, non è possibile, diceva, sentire di nuovo Gad Lerner, e poi un altro che parlava di una struttura per i 5 Stelle che adesso non ha. Tu che ne pensi? Allora, andando per ordine, allora concordo con la signora, il problema è che Giorgetti ce ne vorrebbero almeno 3 o 4, così almeno ne mandiamo uno in Europa che è saggio di mente, uno lo teniamo qua per il governo e uno magari gli facciamo fare anche qualcos'altro, no? A parte le battute, Giancarlo ha dimostrato anni di essere una mente politica di altissimo livello. Adesso non so se andrà in Europa a fare il commissario, io me lo auguro, io mi auguro che faccia quello che a lui piace fare, perché ha le capacità per fare tutto e per farlo bene, quindi ci può dare una grossa mano, se è in Europa ce la può dare altrettanto anche se qua al governo, quindi su quello, su Calenda va bene, non mi soffermo, lì sono strategie. Scusate, ma sono in aeroporto, magari sentite il ritorno. No, non ti preoccupare, ti sentiamo benissimo. Va bene. E loro quando puntano una persona poi la pieno di preferenze, si è visto anche con Pisapia che io non l'avrei manco votato come sindaco e qualcuno invece gli ha dato 100.000 preferenze per l'Europa, quindi detto questo non mi soffermo, noi abbiamo i nostri candidati, in Europa faranno molto bene perché hanno un metodo di amministrare come il nostro che è quello della Lega, ricollegandomi ovviamente noi abbiamo sì la struttura che è quella politica, abbiamo anche tutta la scuola fatta perché poi a differenza dei 5 Stelle adesso non per dire però la maggior parte dei nostri amministratori comunque fanno un percorso nei comuni, poi nelle province, poi nelle regioni, poi arrivano al Parlamento. Di questo percorso alcuni non ce l'hanno, effettivamente quello lo si nota parecchio, però noi parliamo di noi, la nostra strategia è sempre quella, ha ragione Matteo, ringraziamo gli elettori per la fiducia data e continuiamo a lavorare come sempre da persone serie. Giuseppe, a che ora prendi l'aereo? C'hai ancora altri 5 minuti perché oggi ci sono numerose telefonate, le sentiamo molto velocemente, poi se ci devi lasciare prego. Ci lasci, altrimenti commentiamo veloce. Pronto, buongiorno, chi è in linea? Pronto, Andrea da Torino. Il nome? Andrea da Torino. Andrea, ciao. Ciao. Allora, innanzitutto vengo a sapere che Gad Lerner gli danno di nuovo una trasmissione in Rai. Che brutte cose. Su Rai 3? Sì, brutta roba. Questo dovrebbe andare a fare qualcos'altro. Comunque, scopo della telefonata è un altro. Oramai pare che tutti quanti dicano l'Italia ha scelto il sì alla TAV. Un attimo, il primo partito d'Italia, cioè la Lega, è stato votato non per la TAV, è stato votato per la Fornero, per la flat tax, per i confini, la sicurezza, eccetera eccetera. Smettiamo di mettere in bocca alla Lega certe cose, sì, ha detto sì alla TAV, ma vediamo un attimo di capirla, di farla un po' seriamente, anche perché io sono per il sì alla TAV, ma per il no a questa TAV, il cui progetto lo ritengo un errore completamente sbagliato. Benissimo. Per cui chi dice sì alla TAV assolutamente deve essere per forza fatta,
e il rappresentante di un partito che a livello nazionale non è arrivato al 10% e si chiama Silvio. Smettiamola di dire che Salvini dice assolutamente sì TAV, non è così. Va bene, è chiarissimo il tuo pensiero. Sentiamo un'altra telefonata. Giuseppe, pronto? Sì, pronto, sono Marco da Forlì. Ciao. Allora, intanto sono contento del risultato, primo per il Parlamento, perché abbiamo creato tanti posti di lavoro a delle persone che altrimenti, vedi 5 Stelle e altri, non avrebbero mai lavorato nemmeno in un negozio di scarpe e adesso prendono 20.000 euro al mese, benefit e tutto. E adesso anche stesso livello alle europee, ma abbiamo tantissima gente che sappiamo sanno parlare 5 lingue, hanno esperienza internazionale, mentre noi qui siamo disoccupati avendo 2 lauree, parlando le lingue, avendo diretto aziende, quindi questa è la realtà. Godetevi i soldi, così almeno si venderanno un po' più di case e di scarpe di luce. Benissimo. Auguri comunque. Grazie mille a te. Allora, Giuseppe, i nostri 2 ascoltatori, il primo diceva è sbagliato associare la Lega al SITAV. Tu che ne pensi? Sì, no, allora la penso abbastanza come il nostro telespettatore, ascoltatore. Diciamo che la Lega è stata votata per quello che ha fatto il governo e anche in Piemonte è stata votata per una proposta che ha fatto di amministrazione locale. Il discorso della TAV, ovviamente la posizione della Lega sulla TAV è nota a tutti, quindi ecco, però è giusto ribadire che i voti anche alle europee sono arrivati per la buona amministrazione per i candidati locali, quindi quello gliene va dato atto, ovviamente. Poi il secondo ascoltatore invece diceva, parlava anche lì del governo. Io ripeto, la marea di voti è arrivata, secondo me è una bella medaglia per il lavoro che stiamo facendo al governo, che abbiamo fatto per questo anno. La nostra volontà è quella di continuare, non è di guardare in casa d'altri, gli altri faranno quello che vogliono, noi abbiamo una serietà per amministrare e continueremo ad amministrare in maniera seria. Abbiamo un contratto di governo che vogliamo, tra virgolette, continuare, perché ci sono delle posizioni che hanno condiviso e sottoscritto anche loro, che sono importantissime, una su tutta l'autonomia, e noi in quella direzione vogliamo andare. Benissimo, allora Giuseppe, davvero grazie per essere stato qui con noi, non perdere l'aereo, ci sentiamo prossimamente, grazie mille. Grazie mille a voi e agli ascoltatori, buona giornata. Allora, grazie mille a Giuseppe Cesare Donina per essere stato qui con noi questa mattina. Andiamo a guardare la pagina Facebook del ministro Salvini, che ha scritto ben 31 minuti fa: 21 arresti anche per spaccio e tentato omicidio questa notte al rione Traiano. A Napoli e in tutta Italia la guerra contro camorristi e spacciatori non si ferma, dalle parole ai fatti. Ha scritto così questa mattina il ministro Salvini. Poi ha scritto: buongiorno amici, ora RTL 102.5. Andiamo a guardare altre notizie. In Austria il Parlamento sfiducia il cancelliere Kurz, questa è un'ultima ora. Poi l'Unione Europea respinge l'assalto sovranista, ora la Commissione. Ancora è stato arrestato l'attentatore della sede della Lega di Treviso. Vediamo che altre notizie ci giungono dalle agenzie di stampa. Rivoluzione al Milan, lasciano Gattuso e Leonardo. Il tecnico rossonero si dimette dopo l'incontro con Gazidis. Allora chiedo dalla regia, Giulio Carnelli, che risaluto, mi dà l'ok. Abbiamo in collegamento telefonico con noi Leonardo Tarantino. Ciao Leonardo, buongiorno. Ciao Antonio, buongiorno a voi. Grazie mille Leonardo, ti sentiamo benissimo nonostante tu sia in treno. Allora Leonardo, raccontaci un po' che risultato storico ha ottenuto la Lega, stratosferico, no? Ovviamente, tu che ne pensi? Sì, è un risultato veramente grande e che insomma un po' ci si aspettava, ma che fino all'ultimo insomma volevamo vederlo nero su bianco, quindi dà tantissima forza a Matteo Salvini per quelli che saranno i nostri obiettivi nelle prossime anche settimane. Forza nell'azione di governo anche rispetto ai risultati degli altri, quindi Movimento 5 Stelle che in qualche modo
è stato penalizzato per anche gli atteggiamenti che ha avuto di critica, di sfida proprio nei nostri confronti nell'ultimo mese, e soprattutto c'è anche forza in Europa. Certo. Senti Leonardo, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea, è caduta la linea. Per quanto riguarda invece le elezioni amministrative, che risultato ha ottenuto la Lega secondo te? Anche gli altri partiti, tu che ne pensi? Sì, ma anche in amministrative c'è stata questa forza elettorale, direi che più evidente dove comunque siamo anche più radicati. Per vincere le amministrative ci vogliono anche dei buoni esponenti locali, quindi dove si è lavorato bene i successi sono arrivati. Le amministrative sono un po' diverse, ecco, per cui direi che è evidente che il voto sulla Lega Pesante c'è stato anche proprio su Matteo Salvini, insomma lui ci ha messo la faccia e sulle europee ha fatto il pieno, più ancora che sulle amministrative. Ecco, senti, adesso alla Camera, nella tua commissione bilancio, quali sono i programmi? Ecco, dovete ancora stabilire? No, questa settimana la nostra commissione, la finanza congiunta con il bilancio, lavora a pieno regime per liquidare il decreto crescita. Abbiamo oltre 500 emendamenti da esaminare, siamo impegnati da oggi ad oltranza fino a venerdì o sabato, in modo che poi questo provvedimento importante possa andare in aula credo la settimana prossima. Mm-hmm. Senti, ma perché si ha il terrore, la preoccupazione che l'Unione Europea possa mandare letterine, ancora multe? Il ministro Salvini dice Bruxelles non mandi letterine. Che letterina deve mandarci ancora? Sì, Salvini tra l'altro ha detto non mandi letterine, pensi a creare occupazione e lavoro, sono queste le cose che vuole la gente, ma segnaleranno tra l'altro su un dato vecchio che risale ancora al 2018 questo eccesso di debito che avrebbe avuto l'Italia rispetto alle previsioni e comunque alle promesse che sono state fatte dalla Comunità Europea. In realtà il debito, abbiamo visto, sì, abbiamo un debito molto alto in Italia, ma è tutto sommato sotto controllo. Gli scostamenti che ha anche annunciato Tria nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, sono in linea con le previsioni e stiamo puntando sulla crescita. Se un paese cresce può sostenere i propri debiti. Sì, senti Leonardo, sentiamo chi c'è in linea, c'è una telefonata e commentiamo. Pronto, buongiorno. Sì, sono io. Sì, chi è lei, prego? Sì, sono Franco da Robbio. Ciao Franco. Diverse volte che voto Lega. Volevo dirvi che la gente adesso si aspetta molto da Salvini. Però c'è naturalmente il tema del lavoro, ci sono tante cose, però a lungo andare si aspetterà anche che un discorso sulla giustizia, cioè perché non è possibile che li prendono la mattina e la sera sono già fuori, che si chiamino un altro dicendo ma venite in Italia perché tanto non vi fa niente, che quelli che hanno il foglio di via hanno già fatto reati, ne fanno ancora e non vengono mandati via, e che non si facciano accordi con gli altri paesi. Ne abbiamo solo 4 di accordi per i rimpatri, perché se aspettiamo l'Europa non ce li faranno mai, dobbiamo farceli noi. Se Salvini, diciamo nel giro di qualche anno, non fa tutto questo, la gente dovrà cercarsi qualcuno più a destra di Salvini. Va bene, chiarissimo. Grazie. Leonardo, come commentiamo? Sì, il nostro ascoltatore ha ragione, però ricordiamoci anche che la strada che abbiamo imboccato è quella giusta, e anche i dati che proprio il ministro Salvini ha dato nelle scorse settimane dimostrano un calo dei reati e quindi una maggiore anche fermezza nell'azione delle forze dell'ordine, e quindi questa è la strada. Ha perfettamente ragione, ma ci stiamo lavorando. Sono riforme grosse, importanti, che hanno bisogno anche di tempo, ma ripeto, i numeri ci hanno già ragione. Ecco, senti Leonardo, per quanto riguarda la Commissione Europea, un ruolo dovrebbe averlo un italiano, no? Circolano, leggo da Lanza.it, nomi per quanto riguarda il commissario dell'Unione Europea, Giorgetti, Zaia o Moavero. Tu che ne pensi di questo? Beh, allora, come abbiamo visto, il gruppo parlamentare della Lega in Europa sarà uno dei più numerosi. L'Italia è un paese importante, avrà diritto appunto a un commissario che dovrà essere su materie importanti, su materie economiche, comunque che riguardano il lavoro, magari anche l'agricoltura, quindi ci toccherà un ruolo importante. Vista che dopo le elezioni potrà essere un esponente della Lega e sarà sicuramente una persona all'altezza. Poi deciderà Matteo Salvini se saranno Giorgetti, Zaia o qualcun altro, ma saranno persone di spessore che sapranno
muoversi sulle deleghe che saranno assegnate nell'interesse dell'Italia. Ecco, benissimo. Allora Leonardo, noi ti lasciamo andare, ti ringraziamo per essere stato qui con noi, ci risentiamo prossimamente. Piacere. Va bene, ciao Antonio, arrivederci. Ciao, grazie mille a Leonardo Tarantino. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è lo 0266 20 35 29, anche il numero WhatsApp che è il 346 64 277 56. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo Fabio Amendolara, giornalista della Verità, amico di RPL, ospite tante volte qui in radio. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora Fabio, facci dapprima una fotografia oggi di questi risultati che riguardano le elezioni europee, anche le elezioni amministrative, e poi parlaci proprio di un articolo che anche tu stesso hai scritto questa mattina sulla Verità di Riace. Cosa è successo a Riace? Cosa è successo al cosiddetto modello Riace? Quali sono stati i risultati della Lega sia in questa città e sia al sud? Prego. Ma intanto il dato che emerge in modo forte è che la Lega ormai è un partito nazionale, viste le percentuali del meridione. Il secondo dato è che sicuramente c'è un centrodestra che torna ad essere vivo. Nonostante il Movimento 5 Stelle sia quasi ovunque il primo partito, comunque ha delle percentuali molto alte, la percentuale del centrodestra è notevole e permetterebbe, stando così le cose, anche di governare. Sì. Quello che è accaduto, l'altra lettura interessante è che nei paesi dove era forte una politica dell'accoglienza spinta, la risposta dei cittadini è stata altrettanto forte e ha premiato il Carroccio, ha votato la Lega in massa, soprattutto a Riace, dove Mimmo Lucano non è entrato neanche in consiglio comunale. La sua lista è arrivata terza, ha preso soltanto un seggio e quindi viene eletta la candidata sindaco, che era una sua ex assessore, e viene indicata negli atti dell'inchiesta di Locri come la sua longa manus, quindi è diretta emanazione di Mimmo Lucano. Mimmo Lucano però ha preso davvero poche preferenze e resta fuori. Vince il suo oppositore maggiore, legato alla Lega. Nella lista c'era proprio il segretario, il referente cittadino della Lega, Antonio Trifoli, che è un ex consigliere comunale d'opposizione, era stato sempre un po' la spina nel fianco di Mimmo Lucano. Ecco. C'è da dire che Mimmo Lucano non ha perso soltanto per le questioni giudiziarie. Molti adesso, soprattutto dei suoi ultra, puntano l'indice sulla magistratura, ma chi conosce Riace sa bene che il meccanismo messo su da Lucano aveva portato davvero a un grosso fallimento del paese, che è al dissesto finanziario. Quindi era l'amministrazione di Lucano ha portato proprio al crack delle casse del comune, e in più era una gestione, questo sì ce lo dice l'inchiesta, ma ce lo direbbe qualsiasi cittadino di Riace, era una gestione improntata all'aiuto degli amici e a creare una filiera politica. Tutto questo non ha pagato e quindi i cittadini si sono stancati e ovviamente hanno dato una risposta fortissima votando Lega. Senti Fabio, è accaduto a Lampedusa. Prima di Lampedusa volevo chiederti, anche a San Luca, dopo 6 anni è stato eletto un sindaco. Sì, anche questo è un dato interessante. Stiamo parlando di paesi dove spesso ci sono
problemi e questioni legate alla criminalità organizzata. Dobbiamo riconoscere, me ne ero occupato tempo fa per Panorama, dobbiamo riconoscere al governo di aver usato davvero la mano pesante nei confronti delle infiltrazioni malavitose, tant'è che la Calabria detiene il record dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Alcuni sono stati sciolti addirittura 2 o 3 volte. È stato davvero tempestivo l'intervento del Ministero degli Interni in alcuni casi, e fino a qualche mese fa diciamo che è stato segnato proprio il record degli scioglimenti in un anno. Certo. Quindi anche qui è stato eletto un sindaco. Poi dicevi tu, passiamo adesso a Lampedusa. A Lampedusa cosa è successo? Che percentuale ha preso la Lega? Sul 40%? A Lampedusa è proprio un record, siamo al 40%, e lì c'è stato sempre una sorta di sbarramento nei confronti della Lega e di Salvini, gli strali lanciati quasi ogni settimana e ad ogni sbarco dal sindaco uscente e dai suoi accoliti erano sempre ideologici e orientati contro la Lega, contro il decreto sicurezza, eccetera eccetera. Quindi questa sconfitta porta un segno ben preciso, e anche in questo caso gli elettori hanno dato un'indicazione netta. Certo, poi Fabio, anche a Castelnuovo di Porto, dove il ministro Salvini ha chiuso il CARA tempo fa, ha vinto. Sì, no? Anche lì i cittadini si sono stufati, nonostante gli ultrà di sinistra abbiano provato in tutti i modi a mantenere in piedi quelle che sono le loro attività più forti. Hanno cercato addirittura di organizzare un festival molto ideologico negli ultimi giorni, addirittura l'ultimo giorno, il festival si chiudeva il giorno prima del voto, quindi insieme alla musica, insieme al divertimento, chiaramente passavano dei messaggi molto forti. Anche lì però gli elettori si sono stufati di questo, battere continuamente su un finto buonismo che non porta da nessuna parte, e che, come abbiamo raccontato con inchieste giornalistiche ormai da un paio d'anni a questa parte, inchieste giudiziarie, quello che ci raccontano le inchieste giudiziarie, proprio da quel mondo provengono quelli che invece hanno speculato sui meccanismi di accoglienza, hanno creato dei veri e propri ghetti, hanno cercato di sfruttare al massimo le occasioni con il minimo investimento e il massimo risultato economico. Benissimo. Senti Fabio, di cosa ti occuperai questa settimana sulla Verità? Guarda, è ancora una settimana molto elettorale, quindi ritengo che ancora vada data bene una lettura del voto, non solo in questi comuni, ma ce ne sono tanti altri da analizzare, molto interessanti. Ad esempio anche a Ferrara, ho visto che Ferrara è anche una grande città, lì c'era stata un paio di mesi fa una rivolta di migranti. Ferrara, storicamente non è una città legata al Carroccio, alla Lega o al centrodestra. Rossa. Ho visto che è assolutamente rossa, e ho visto che invece le percentuali della Lega sono molto elevate, molto interessanti da analizzare, e probabilmente ha pesato anche questa rivolta di migranti che c'è stata davvero pochissime settimane fa. Sì, Fabio, abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea e commentiamo velocemente. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Cristiano da Torino. Ciao Cristiano, prego. Sì, senti, io volevo solo fare una riflessione, non era adesso legata a Riace o Lampedusa, comunque più in generale, la sinistra non impara mai. Nel senso, questa mattina io ho ascoltato un'intervista di Michele Serra, che mi ha rovinato la colazione, forse non avrei dovuto ascoltarla. Comunque lui sosteneva che il PD ha trionfato in tutte le grandi città e invece nelle campagne ha vinto la Lega. E il motivo di questo trionfo, secondo lui, è che nelle campagne non ci sono le infrastrutture, gli eventi,
le iniziative culturali che ci sono nelle città, e pertanto la povera gente ignorante vota la Lega e non vota la sinistra. In realtà io vorrei fare questa riflessione, a me pare proprio vero il contrario, cioè le città io le vedo ormai come luoghi di degrado, proprio anche in virtù dell'immigrazione incontrollata, sì, insomma dei problemi che conosciamo. Nelle campagne invece io vivo adesso in campagna e vedo una realtà invece più sana, vedo spesso persone che lavorano e che forse proprio in virtù del non essere esposti a certe iniziative culturali, a certi proclami e lavaggi del cervello che vengono da sinistra, forse riescono a votare in maniera anche un po' più chiara e più sana. Ecco, questa era solo la mia riflessione. Certo, grazie mille a te. Fabio, che ne pensi di quello che ha detto il nostro ascoltatore? Ma è un'ottima analisi. Io penso soprattutto che in Italia, città o campagne che sia, c'è una gran voglia di cambiamento. Non se ne può più dei Renzi, di Zingaretti, eccetera, eccetera, eccetera. Addirittura ho visto che in Campania, nel suo paese, a Nusco, è stato rieletto sindaco Ciriaco De Mita, 91 anni. Sì. 91enne, senza nulla togliere alla lunga esperienza, però davvero non se ne può più di questi personaggi immortali. Abbiamo bisogno di idee nuove, di forze nuove, di un modo di fare politica nuovo che assolutamente non è quello del PD. Benissimo, allora Fabio, noi ti ringraziamo come al solito per la tua disponibilità, ci risentiamo presto, buona giornata a te. Grazie a voi, buona giornata. Allora, vediamo se ci sono ultime notizie, vediamo un po' dall'Ansa.it che altre notizie ci sono, niente, nessuna novità in questo momento. Allora andiamo un attimo in pausa pubblicitaria e ci sentiamo tra pochissimo. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via, via! Allora, devi procurarti una Radio DAB o scaricare la nuova app di Radio Padania. Da oggi l'informazione de Il Populista scorre sul monitor delle Radio DAB e sullo schermo del tuo telefonino. Dati da fare a Rufapopolo! Resta sempre collegato alla nostra informazione alternativa, libera da ogni potentato economico. Ascolta Radio Padania con la Radio DAB o dal telefonino e vedrai scorrere sul monitor le ultime notizie del quotidiano online Il Populista. Facile, no? Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Rieccoci carissimi amici di RPL, due ultime notizie di cronaca di ultima ora. A Varese dei malviventi in fuga a bordo di un'auto, spari della polizia. La polizia si è lanciata all'inseguimento di un gruppo di malviventi incappucciati in fuga a bordo di un'auto sportiva a Gallarate in provincia di Varese. Per fermare i criminali gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria e alle gomme. Prima di scappare in auto il gruppo si trovava a bordo di un furgone bianco. L'inseguimento si svolge anche tramite l'ausilio di un elicottero. Al momento non si hanno notizie di persone rimaste ferite. A Cagliari, abusi sessuali sulle pazienti. Arrestato un fisioterapista. Un fisioterapista olandese è stato arrestato dai carabinieri di Cagliari per esercizio abusivo della professione al fine di commettere violenza sessuale. Allora ci colleghiamo in diretta, sentiamo quello che in questo momento sta dicendo il ministro Erika Stefani dalla commissione che riguarda il federalismo fiscale, poi torniamo subito dopo con altri ospiti. Da una parte un testo su cui si è realizzato il consenso delle parti rispetto alla richiesta ed una parte comunque significativa su cui invece le posizioni non hanno trovato un punto di equilibrio. E che a questo punto è per sua natura proprio un punto di equilibrio politico che rimanda al contratto quindi di governo che abbiamo sottoscritto un anno fa, quindi all'insediamento del governo, e quindi per questa ragione su questi punti politici io ho inteso portare all'attenzione del Consiglio dei Ministri nella sua collegialità nel corso dell'ultima seduta. Ho chiesto l'iscrizione, il testo fino ad oggi maturato, suddiviso proprio in queste due parti, comprendente quindi un testo condiviso e le altre parti su cui emergono le differenze fra le richieste e le proposte o le riformulazioni predisposte dai ministeri competenti. Il testo quindi è frutto di un'intensa attività di confronto fra le regioni, i ministeri e me. Io ho anche una cinquantina di riunioni tecniche, 25-30 riunioni politiche. Per questo in realtà sono stata anche un po' stupita dalle polemiche, dalle contestazioni che ho ricevuto solo a mezzo stampa, perché gli incontri ci sono stati. Sul piano istituzionale importanti risultati sono stati raggiunti in materie delicate come la tutela e la sicurezza del lavoro, su cui si è definito un testo che, fatti salvi alcuni punti ancora aperti, ha raggiunto ormai un elevato livello di consenso. Questo vale anche per il trasferimento di competenze in materia di governo del territorio. Il governo del territorio in realtà sono materie di urbanistica e di edilizia, su cui l'intesa può già oggi considerarsi possibile a mio avviso. Così in materia di commercio con l'estero e internazionalizzazione delle imprese. Anche sulla delicata materia della salute, su cui ovviamente giustamente c'è una grande attenzione da parte di tutte le forze politiche, si registra al momento, proprio da una verifica che ho fatto proprio anche poco prima proprio di presentare il testo appunto in Consiglio dei Ministri, un consenso dalla parte delle regioni su buona parte della proposta governativa. Il lavoro quindi rispetto alle queste prime tre regioni richiedenti, prime in senso temporale, no, delle regioni richiedenti, è stato quindi oggetto di un dibattito di approfondimento sia a questa sede che a livello territoriale, che ora e a seguito comunque ci sono partite ulteriori richieste di autonomia e si sono state avviate quindi confronti con i ministeri relativamente anche ad altre regioni, quindi in particolare la regione Piemonte, che a seguito di vari incontri tecnici trilaterali effettuati quindi presso il Ministero ha formulato anche una proposta compiuta di autonomia, proposta che è stata inviata ai ministeri per l'esame di dettaglio sulle singole materie richieste.
Anche per la regione Liguria sono già state fatte tutto un esame di tipo tecnico e sono state presentate varie schede che abbiamo condiviso con i ministeri coinvolti. Giusto per capire, quando tu fai l'incontro tecnico predisponiamo, faccio mandare dalla regione delle schede tecniche a riguardo delle competenze richieste sulla normativa dove va a incidere, in modo da capire tecnicamente di che cosa sta parlando. Fatti quegli incontri tecnici, è all'esito di quello che si formula il testo normativo e il testo lo rimando di nuovo ai ministeri per chiedere se la formulazione è corretta, se ricalca quello che è l'impianto e la valutazione tecnica che è stata fatta a monte. Chiusa parentesi perché si capisca come ho cercato di operare, cioè il tipo di lavoro proprio materiale che si è svolto. Ho avuto anche l'occasione e il modo di incontrare il presidente della regione Campania, che ha formulato le sue richieste, che sono già state analizzate in via preliminare anche in sede tecnica, sempre dal mio gabinetto e dal dipartimento. L'ampiezza delle domande sottoposte. Quanto tempo abbiamo, presidente? No, scusate, perché adesso la Camera e il Senato credo che siano convocati per le 15, quindi insomma 14. Allora, abbiamo ascoltato una parte dell'intervento del ministro Erika Stefani in diretta dalla Commissione per il federalismo fiscale. Alle 12 seguiremo il resto dell'intervento del ministro Stefani. In collegamento telefonico con noi in questo momento abbiamo Andrea Dara, deputato della Lega, amico di RPL. Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie mille per la tua disponibilità come al solito. Allora Andrea, prima di parlare di queste elezioni europee, di queste elezioni amministrative, tu che sei membro della Commissione Attività Produttive e Commercio sei sicuramente al corrente, ti sei ovviamente informato della notizia di Mercatone 1, no? Sì. C'è un sit-in davanti alla prefettura di Novara dei dipendenti in questo momento che si sono trovati improvvisamente senza un lavoro con un messaggino. Ci puoi raccontare un po' che cosa è successo lo scorso weekend, se non sbaglio? Sì, allora innanzitutto va premesso che la questione inerente alla Mercatone 1 ormai va avanti dal 2015, sì, quando in quel periodo ci fu una crisi, un crollo dei fatturati e l'azienda di allora disse chiaramente che c'era un debito pari a 400 milioni di euro che non riusciva più a portare avanti questa situazione. Ci fu un commissariamento e nel 2017 il Mercatone 1 con i commissari si è andati da fare per cercare di trovare un acquirente. Sì. Nell'agosto del 2018 questo acquirente si fece avanti e per una cifra, se non sbaglio, di 25 milioni di euro acquisì i 55 punti vendita e continuò a lavorare fino a settimana scorsa. Mm-hmm. In queste ore, negli ultimi giorni, so che è stato portato avanti dalla Procura di Bologna comunque la richiesta del crack proprio della Mercatone 1 anche sui precedenti proprietari. Sì. E in queste ore, proprio ieri, so che il ministro Di Maio ha aperto un tavolo al Mise, ma che si dovranno rincontrare il 30 di maggio per mettere in cassa integrazione, per dare la disponibilità di mettere in cassa integrazione questi 1800 dipendenti per salvare naturalmente questi 55 punti vendita, e pare si sia fatto avanti in queste ore un fondo americano per un'eventuale acquisizione della Mercatone 1. Questo fondo americano pare che sia lo stesso che si era interessato anni fa. Sì. È anche vero che bisogna trovare una soluzione per cercare di rimettere in moto
Mercatone 1 con un nuovo piano industriale, sperando che si trovi una soluzione al più presto per questi 1.800 dipendenti, perché ricordiamo ci sono 1.800 dipendenti, ma poi c'è tutta la filiera che lavora dietro alla Mercatone 1. Oltretutto tanti cittadini hanno già dato degli acconti sull'acquisto di mobili all'interno del Mercatone 1 e diventerebbe un problema non da poco, perché ci sono i dipendenti e ci sono anche gli acquirenti che sono in grossa difficoltà a questo punto. Quindi ci stiamo dando da fare. Io sono appena arrivato questa mattina a Roma e tramite anche i funzionari della commissione cerchiamo di avere le notizie sempre al momento quelle che abbiamo le abbiamo anche noi tramite il Ministero, però vediamo nei prossimi giorni se riusciremo a avere notizie un po' più fresche se si riuscirà a trovare una soluzione il 30 di maggio col tavolo che ci sarà al Mise. Quindi tra pochissimi giorni. Va bene, chiarissimo Andrea. Senti, arriviamo adesso a commentare queste elezioni europee, anche le elezioni amministrative. Come ci si riorganizzerà adesso a livello europeo? Non so se hai letto delle ulteriori novità. E poi c'è questa lettera che ancora la Commissione europea deve spedire all'Italia. Ancora che lettera è? Ecco, raccontaci un po'. Siamo a conoscenza, anche il nostro ministro Salvini è a conoscenza di questa lettera che dovrà arrivare, dove chiedono chiarimenti sul debito pubblico. Io ricordo sempre a tutti che purtroppo con i vincoli europei che ci sono stati messi in questi anni siamo passati ad avere un debito pubblico di 1.900 miliardi del 2011 a 2.350 miliardi al 2018. E quello che diciamo è che non ci mettono ulteriormente ancora vincoli, perché questo Paese ha bisogno di reinvestire le proprie risorse per creare fatturato e per creare posti di lavoro. In questi anni non ci è stato permesso questo e spero e mi auguro che non ci chiedano ancora sforzi come sono stati fatti in questi anni, perché non hanno prodotto risultati assolutamente. Il voto che è stato dato domenica 26 maggio è un voto che va esattamente all'opposto di quello che ci ha sempre chiesto la Commissione europea. Qui il voto sulla Lega 34 e passa per cento è il voto comunque di cittadini, operai, comunque partite IVA che chiedono al Paese Italia, quindi a sua volta all'Unione Europea, di lasciarci le mani un po' più libere, di lasciarci fare gli investimenti e di far sì che si creino poi posti di lavoro, perché la ricetta portata avanti in questi anni e le direttive che abbiamo ricevuto hanno fatto l'esatto contrario, hanno favorito gli altri paesi come la Francia e come la Germania, ma hanno messo in difficoltà l'Italia, e questo non è più accettabile. Detto questo, i risultati sono stati ottimi. Noi eravamo tutti convinti di un ottimo risultato. Voglio ricordare che nell'ultimo mese i giornaloni, i telegiornali e tutti gli altri partiti ci hanno dato contro nell'ultimo mese, hanno sempre detto che la Lega non sarebbe mai arrivata oltre il 30%, attacchi personali nei confronti del ministro Salvini contro la Lega stessa, e il risultato è che gli italiani non ci sono cascati e hanno reagito a tutte questi attacchi violenti, andando poi a votare Lega. Io vengo dalla provincia di Mantova e abbiamo ottenuto un risultato storico sia per le europee ma anche dal punto di vista amministrativo, perché siamo riusciti a vincere dei comuni dove era 75 anni che governava il centro-sinistra, e questa è la dimostrazione che la Lega e anche i colleghi del centro-destra, quando mettono in campo persone capaci, sindaci capaci, amministratori capaci, i risultati arrivano, e questo è quello che è accaduto nella nostra provincia e quello che è accaduto un po' in tutta Italia del resto. Ecco, e quello che accadrà invece in questi giorni dopo appunto questa vittoria alle elezioni europee per quanto riguarda il governo, cosa succederà secondo te adesso? Ma io mi auguro che i nostri compagni di viaggio che hanno sottoscritto con noi un contratto di governo
facciano una piccola riflessione su quanto è accaduto. Se la Lega, che al governo è stata premiata con un 34%, io voglio ricordare a tutti, perché spesso e volentieri gli elettori se lo dimenticano, la Lega è stata presa in mano 5 anni fa da Matteo Salvini al 3%, l'anno scorso l'ha portata al 17%, oggi siamo al 34%. Evidentemente quello che diciamo noi, quello che vogliamo fare con noi, e del resto lo abbiamo visto cosa ha fatto il Ministro dell'Interno in questi 10 mesi, quindi sanno che noi passiamo dalle parole ai fatti, e quello che chiederemo ai 5 Stelle è di cercare di portare avanti quello che è scritto nel contratto di governo, all'abbassamento delle tasse, alla flat tax, all'autonomia. Cioè, si sono espressi in Veneto e in Lombardia con un voto molto pesante, è stato votato questo referendum anche dai 5 Stelle, loro sono sempre stati quelli che dicevano e noi rispettiamo la volontà popolare. Ecco, io mi auguro che in tempo breve vengano portate avanti queste richieste che sono poi nel contratto di governo, perché aspettare e dire sempre di no a investimenti, a opere pubbliche e alla detassazione non ha pagato sicuramente l'elettorato, il Movimento 5 Stelle, perché si è crollato dal 33% al 17-18% circa, vuol dire che i no non hanno portato bene ai nostri compagni di viaggio. Certo, benissimo. Allora Andrea, grazie mille come al solito, buona settimana, buon lavoro a Roma, ci risentiamo presto. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie mille a te. E invece adesso abbiamo l'Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona, che è un comune italiano, ti presento così Alberto, so che ci stai sentendo, di 14.121 abitanti della provincia di Novara in Piemonte. E con te proprio del Piemonte, no, del risultato di queste ultime elezioni amministrative vorrei parlare. Ciao Alberto, buongiorno. Allora prego. Ciao carissimo, sì, Ciao. Sono andate molto bene, direi che più di così non potevamo attenderci, 34%, oltre il 34% a livello nazionale, poi abbiamo avuto dei risultati straordinari un po' dappertutto. In Piemonte siamo tornati finalmente a governare, quindi grande risultato anche in Piemonte grazie a Riccardo Molinari, al rinnovo che ha fatto anche lui da quando c'è Salvini, e quindi siamo veramente tutti galvanizzati, ecco. Quindi io ad Arona siamo arrivati al 39 e 39,5, 39,4, quindi un grande risultato, ma abbiamo avuto anche in provincia delle punte col 42, 43, Castelletto 42, Borgomaniero 41, cioè tante città che hanno, diciamo, premiato anche il grande lavoro, io credo, degli amministratori locali, perché adesso noi amministriamo veramente tantissimi comuni e con risultati per lo più straordinari, perché l'attaccamento che ha la Lega al territorio, alla gente è solo della Lega, e quindi noi partiamo veramente da grandi risultati a livello locale per arrivare ai grandi risultati del governo. Senza il rinnovo, il grande coraggio che ha avuto Matteo Salvini a prenderci al 3% e portarci al 34%, non saremmo nemmeno da nessuna parte, ecco. Dobbiamo ricordarci che è da lì che veniamo. Certo, senti, proprio in Europa, no? Cosa accadrà adesso? Oggi, se non sbaglio, il Premier Conte sarà per una riunione informale del Consiglio europeo, impazzeranno i totonomi per il prossimo commissario europeo, che potrebbe essere un italiano. Cosa succederà adesso? Ecco, qual è il primo passo della riorganizzazione? Ma sicuramente bisogna guardare a un nuovo modello di Europa, un'Europa che guardi ai bisogni dei territori, della gente. Sicuramente il tema del commissario europeo è molto importante, perché il governo Renzi aveva l'alto rappresentante aveva ottenuto un commissario europeo praticamente più di forma che di sostanza, infatti cioè avere il commissario di fatto agli esteri in un'Europa che non ha politica estera comune diciamo era il nulla assoluto. Adesso
per noi è importante invece avere un commissario all'economia, alla concorrenza, cioè quindi commissari di peso, quindi recuperare quell'autorevolezza che il PD e il governo Renzi non aveva cercato di avere in Europa, e questo è assolutamente fondamentale perché l'Europa così ci fa finire a schiantare, esattamente come ha distrutto la Grecia, l'impoverimento della Grecia è lì da vedere. Certo. Senti Alberto, abbiamo un ospite d'eccezione, un'ascoltatrice che ci ha chiamato prima delle elezioni europee sfogandosi di questa Europa. Adesso vediamo cosa c'ha da dire. È Lisetta, la signora Lisetta, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e due. Allora, siamo tre perché c'è il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, io e Giulio Carnelli, siamo tre. Perfetto, tutti e tre allora, naturalmente. Prego. Dunque, io volevo parlare, dottor Gusmeroli, delle province, perché qua scade il mandato delle province di Monza e Brianza, visto che lei è in Parlamento, al 28 luglio e 25 agosto. Ecco, per evitare, io dico, se può parlare col Premier Conte, che servirebbe una proroga, perché questa scadenza qua mi sembra abbastanza non necessaria. Allora, volevo aggiungere questo, perché purtroppo la pessima legge, no, cioè quella del ministro Del Rio, del PD, non solo ha ridotto il numero dei consiglieri comunali, ma peggio ancora ha affossato il ruolo delle province, dico io, riducendole ad una caricatura istituzionale. Per me, dottor Gusmeroli, è indispensabile che siano ripristinate, perché il progressivo degrado dell'ambiente a cui assistiamo ogni giorno per problemi riguardanti non solo l'acqua, ma anche l'aria e il suolo lo dimostrano. Tutto qua, la saluto, buongiorno. Sì. Grazie. Buongiorno. Prego Alberto. Ma allora, io concordo in pieno con quello che ha detto l'ascoltatrice, perché le province sono state completamente depauperate di risorse, con il risultato che abbiamo le funzioni fondamentali delle province, che sono la cura del territorio, strade e scuole secondarie e superiori, che sono praticamente al disastro totale. Perché tagliandogli i soldi e lasciandogli le funzioni, praticamente come non fanno più manutenzione, quindi noi abbiamo le strade provinciali che sono messe malissimo, quando nevica dalle nostre parti non hanno nemmeno gli spalaneve, poi le scuole, che sono importantissime, mi sembra che quasi il 50% delle scuole italiane che sono provinciali non sono a norma per le norme antincendio, di sicurezza eccetera, e tutto ciò perché la riforma Del Rio le ha svilite di denaro, gli ha tagliato i trasferimenti lasciandogli tutte le funzioni. Che cosa ha fatto il governo per ora e che cosa dovrà fare in futuro? Allora, per ora ha fatto uno stanziamento annuo di 250 milioni fino al 2033, quindi tutti gli anni le province riceveranno un contributo, un trasferimento dallo Stato che dipende dalla provincia, dipende dalla situazione eccetera, però stiamo parlando di cifre abbastanza importanti. Faccio un esempio: Novara, la provincia di Novara, riceve da quest'anno, cioè con questo governo, 4 milioni e mezzo. Questi 4 milioni e mezzo verranno utilizzati in scuole e strade. Ovviamente non è sufficiente, quindi e li riceverà fino al 2033. Ovviamente nella prossima finanziaria si prevederà un ulteriore intervento. Seconda cosa. Terza cosa, è giusto quello che diceva la radioascoltatrice, ma bisogna riformare la riforma. È incredibile, in Italia si deve riformare la riforma. E come? Bisogna tornare alla provincia elettiva, perché in questo momento chi elegge i consiglieri provinciali, i sindaci, quindi non c'è un rapporto diretto tra cittadino e eletto in consiglio provinciale, e questo è stato fatto per risparmiare 4 soldi, perché i consigli provinciali non è che prendessero grandi cifre.
come peraltro non prendono grandi cifre nei sindaci, nei consigli comunali, negli assessori. Sì, il risultato è che questa democrazia indiretta senza risorse ha prodotto che le province sono tenute in uno stato terribile, scuole messe male, strade. Benissimo, chiarissimo Alberto. Quindi la radioascoltatrice ha perfettamente ragione. Ha ragione, perfetto, chiarissimo. Allora Alberto, un'ultima telefonata, poi ti lasciamo andare. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Paolo. Ciao Paolo. Allora, sono d'accordissimo su quello che avete detto sulle province. Il problema, tra l'altro, del Rio ha fatto dei danni incredibili togliendo i soldi alle province, perché praticamente non riescono più a coprire le funzioni delle strade, la polizia, l'ambiente. E più non dimentichiamo che è stata passata la forestale ai carabinieri, quindi non c'è più un incremento, non si occupano di certe cose ambientali, questo è un problema. Ma il risparmio secondo me si potrebbe fare sui comuni piccoli. Ci sono dei comuni che sono troppo piccoli, sono comuni di 100 abitanti, lì c'è risorsa e ormai non c'è più il problema della comunicazione, dell'informazione, della viabilità come c'era 50 anni fa, e quindi i comuni avevano ragione di essere per offrire un servizio al cittadino. Ora ci sono dei comuni, la Germania l'ha fatto nel 1945, ha accorpato i comuni fino a 10.000 abitanti. Non ci sono in Germania comuni più piccoli di 10.000 abitanti. Lì c'è un risparmio incredibile che potrebbe essere utilizzato appunto per le province, e nello stesso tempo le regioni devono cedere delle competenze alle province, non il contrario, perché non hanno il contatto sul territorio. La provincia ha il contatto sul territorio, faccio un esempio, l'ambiente, la caccia, i caprioli, i cinghiali che ci sono in certe città, è una realtà. La regione non riesce a risolvere questi problemi. Benissimo. Un consiglio per radio, grazie. Benissimo, grazie mille Paolo. Alberto, anche il nostro ascoltatore ha parlato della necessità delle province. E che impegni ti aspettano oggi, Alberto? Allora, oggi iniziamo in commissione riunita bilancio e finanze l'esame del decreto crescita, perché da domani si votano gli oltre 500 emendamenti. Ci sono emendamenti molto importanti dentro il decreto crescita, peraltro è confluita l'intera legge sulle semplificazioni fiscali, contabili, Ruoto Gusmeroli nella crescita, e quindi c'è veramente la possibilità che per esempio gli incentivi ai negozi, alla riapertura dei negozi, possa diventare legge nel giro di un mesetto. Quindi tutta la settimana fino a sabato compreso siamo a votare emendamenti, a vederli, a modificarli, a migliorarli, per arrivare all'approvazione del decreto crescita. Benissimo Alberto, allora grazie mille per essere stato con noi, a presto, buona giornata. Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie mille ad Alberto Gusmeroli, deputato della Lega, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera. Grazie a tutti per averci seguito, ci risentiamo domani mattina alle 10:35. Buona giornata a tutti.